Va ora in onda 30 minuti con Bruno Zanette. Appuntamento settimanale di costume e informazione. Ogni sabato mattina su Veneto Globe e RC Radio. Cari amici, cari amiche, eccoci qua, 30 minuti con Bruno Zanette qui con voi. Sabato 4 giugno si avvicina prepotentemente il periodo di fuoco della Dama Castellana. Quest'anno sarà un anno eccezionale e naturalmente in studio con me ho delle persone eccezionali. Alla mia sinistra abbiamo Gigi o Luigi Denardi. Ciao Luigi, ciao Gigi, ciao, sempre ciao. Gigi per noi, sempre l'amico Gigi, che si occupa nel comitato della Dama Castellana della segreteria. Poi abbiamo il regista che so stuf de veder, ciao Enrico, ciao. Enrico Vanzella, grande regista che già da qualche anno porta avanti la coreografia, diciamo tutto quello che si vede in piazza e si porta a spettacolo, giusto Enrico? Giusto, anche quello che non si vede. Anche quello che... Insieme a tutti quanti. Sì, io mi ricordo l'anno scorso eri talmente emozionato che alla fine non capivi se venire in piazza o no quando ti ho chiamato. Cioè, l'emozione è tanta, È vero, grande, è vero. per cui alla fine Lo stress anche. lo stress non è da poco. Comunque Enrico Vanzella meriterebbe di crescere, di andare su più in alto, perché è un regista che io ho cominciato ad apprezzare qualche anno fa, bravo, tenace, perché lavorare per la Dama Castellana, lavorare per un gruppo, per un'associazione, che poi è sempre senza soldi, Gigi, com'è sta roba? È difficile trovare gli sponsor. Purtroppo. Molto difficile. Purtroppo sì. Beh, ma dai, i tempi cambiano. Comunque abbiamo cercato di fare lo stesso un bel spettacolo per i cornelianesi, per chi vorrà vederci in piazza. Certo, poi alla sinistra di Enrico abbiamo la Valentina Betz che fa parte dell'associazione Enoculture, cioè la culturale del giro enogastronomico, no, solo Eno. Sì, dica lei. Buongiorno a tutti, è un'associazione che si occupa di promuovere il territorio di Conegliano tramite tutta una serie di eventi che riguardano l'enogastronomia, la cultura, il turismo in generale. Facebook? Sì, anche ovviamente. Certo, va bene, poi ci dirai come e quando seguirti. E poi ancora più in là abbiamo Fabio Malinverni, grande Fabio Malinverni, che si occupa lui dell'associazione Giri di Vite. Giri di Vite, buongiorno a tutti, anche noi siamo un'associazione, nasce dalla passione appunto anche noi per il nostro territorio, le nostre belle colline e quindi la vigna. E cerchiamo anche noi di promuovere, valorizzare, far fruire il territorio anche attraverso il vino. Gigi, quest'anno non parliamo più di Dama Castellana di un tempo, di tanti anni fa, parliamo del futuro della Dama Castellana, con l'inserimento di questi due personaggi. Sì. Innanzitutto cambiamo. Adesso tu ci racconterai un po'. Intanto porti i saluti del Presidente. Sì, esatto, volevo innanzitutto prima di parlare portare i saluti al Presidente e di tutto il Comitato Dama Castellana. E ancora prima di parlare di Dama vorrei ringraziare tutti i volontari veramente che anche in questo momento sono in sede, stanno lavorando con legno per preparare materiale per la manifestazione, le sarte, quelle che fanno i gioielli, chi tiene i rapporti con i figuranti, le cuoche e tutti quelli che danno una mano proprio veramente. Siamo un fiume di persone che lavorano sodo perché ci teniamo molto. Vorrei ringraziare anche le due associazioni qui presenti, ma assieme all'ENAB, i ragazzi dell'ENAB che collaborano con noi da parecchi anni, sia per il trucco e il parrucco, diciamo così, dei figuranti, sia per quanto riguarda la cena rinascimentale. Ringrazio anche il progetto Giovani e tutti i volontari delle protezioni civili, dei vigili del fuoco, in pensione, dei soccorritori, eccetera. Chiedo scusa se dimentico qualcuno. Quanta gente muove la Dama Castellana? Beh, quest'anno solo di figuranti superiamo le 450 persone. Figuranti, poi ci sono quelli che lavorano. I volontari saranno altri tanti. Con le associazioni che collaborano saremo altrettanti. Ecco, quindi veramente quest'anno è stato
una cosa molto importante. Noi ci siamo parlati a dicembre, abbiamo detto l'altro anno ci sono i 1000 anni di Conegliano, che proprio in questi giorni dagli archivi del Vaticano conferma che ci sono i documenti che riconoscono nel 1016 la nascita di Conegliano e il compleanno di Conegliano, quindi vogliamo festeggiare nella migliore dei modi. E poi è la città del vino, quindi 2 eventi molto grossi per Conegliano. Quando abbiamo parlato di questo abbiamo detto dobbiamo fare una proposta ai coneglianesi che sia veramente giornate di festa, e grazie proprio all'intuizione e anche alla forza di volontà nel spingersi di Enrico abbiamo messo in piedi attraverso tutte queste associazioni uno spettacolo che ritengo molto importante, nel senso che percorreremo quest'anno da 2 giornate diventano 5 giornate, quindi 2 weekend. Partiremo venerdì prossimo, venerdì 10, per concludersi con la grande 19 con il corteo storico e la partita di Dama Vivente finale. In questo periodo, in questo tempo, ci sono iniziative che poi anche i ragazzi qui presenti presenteranno. Io vorrei dire questo, solo una cosa, che cominciamo venerdì sera, che lo troverete nei locali di Conegliano, si sta distribuendo, abbiamo ancora dei posti, c'è la cena rinascimentale che organizziamo ormai da 3 anni, siamo ritornati ai vecchi fasti di una volta, da 3 anni nel convento di San Francesco, nel chiostro, e quindi vivremo una serata, diciamo, ritornando nella storia. Attenzione, non vuol dire tornare indietro, ma ricordare il passato che serve per costruire il futuro. Questo è un po', e questa è tutta la trama anche che poi spiegherà Enrico della Dama. Ecco, andiamo alla cena di venerdì sera. Intanto parleremo della cena di venerdì sera, ma ne riparliamo quando ti ridò la parola, perché prima di tutto vorrei andare in collina adesso. Vorrei andare in quel di Ca del Poggio, dove il Prosecco incontra il mare, perché Alberto di Ca del Poggio è il sostenitore di questa trasmissione, è quello che ci dà la possibilità ogni sabato di fare i 30 minuti con Bruno Zanette e che vi ospita. Ma io so che quando porto degli argomenti di eccellenza e dei personaggi di eccellenza, Alberto è contento. Allora, noi ci troveremo, poi magari faremo un gruppo, andremo a trovare Alberto, andremo a mangiare il suo risottino ai frutti di mare o le linguine ai frutti di mare, oppure quei bei branzini che lui fa, che è suo fratello, perché è Marco che lavora all'interno nelle cucine, è un grande cuoco, è bravissimo. E allora andremo a degustare in quel di Ca del Poggio i manicaretti di Marco e di Alberto, dove il Prosecco incontra il mare. Adesso passiamo però al nostro amico Enrico, che ci racconterà un po'. Allora, noi siamo arrivati alla cena rinascimentale, lui ci darà un'infarinata di quello che sarà il suo progetto, di quello che ha pensato e poi portato che porterà in piazza. Buongiorno a tutti, quest'anno appunto, come diceva Gigi, facciamo un compleanno, praticamente una grande festa di compleanno per i 1000 anni di Conegliano, e abbiamo deciso di fare 5 giornate di festival rinascimentale, che ormai è al 3° anno, e quindi sapete che la Dama si è trasformata non più come un singolo evento che si consumava la sera, ma è diventata una serie di eventi, tra cui ovviamente spicca la Dama Vivente, la partita con lo spettacolo che racconta un pezzo della storia di Conegliano. Quest'anno appunto partiamo con 5 giornate. La cosa interessante è che non parliamo di un personaggio, ma parliamo di Conegliano, cioè della sua fondazione, di come è stata costruita, di chi l'ha costruita, e quindi tra il mito e la realtà, cioè quindi i cittadini che l'hanno fatta diventare grande, l'hanno fatta diventare come è adesso, raccontiamo Conegliano tra cielo e terra. Quindi ripercorriamo il passato, la faremo vedere com'era negli antichi splendori, quindi nel Rinascimento, che trova il suo picco, diciamo, maggiore con la città tinta, per pensare a com'è il nostro futuro, come vogliamo che questa città poi diventi, chi porterà avanti, chi costruirà questa città, chi la costruisce
non solamente attraverso la costruzione di un edificio, ma attraverso la costruzione di una cultura. Diciamo che oltre a regia fai anche l'architetto quest'anno. Quest'anno facciamo l'architetto, quindi consegneremo poi a Conegliano qualcosa di materiale che rimarrà. Quindi questa è la cosa interessante di quest'anno, è che durante lo spettacolo succederà qualcosa. Quelli che ci stanno ascoltando, che possono anche vederci, basta andare su Veneto Globe e vedono le immagini che stiamo mandando in onda adesso, e sono immagini della rappresentanza della Dama Castellana dell'anno scorso. Ecco. Altro grande spettacolo ed evento. Però c'è da considerare e da far sapere che l'11, il 12, il 18 e il 19 per 4 giornate, via 20 settembre, interamente via 20 settembre, non come negli anni passati che ci si fermava praticamente tra Duomo e Piazza Scima, cioè quindi da porta a porta, da Porta Leone a Porta Dante, ci saranno spettacoli di tutti i tipi. Ci sono 10-11 compagnie per giornata, con spettacoli poi nella parte finale di grosso calibro con artisti internazionali, che sia il sabato che la domenica, di entrambi i weekend. Voglio segnalare che quest'anno abbiamo un'eccellenza dell'artigianato veneto, perché arriva l'Associazione d'Arte dei Maschereri di Venezia, che dovete sapere che sono i produttori di queste maschere che vanno a Hollywood, vanno a Los Angeles, cioè fanno eventi. E siamo riusciti a coinvolgere e ci porteranno praticamente lo spettacolo che hanno costruito per il Carnevale di Venezia di quest'anno, che è il taglio della testa del toro, da cui viene il detto tagliare la testa al toro, no? Quindi ci racconteranno questa leggenda. Non bello tagliare la testa al toro, ma però bello scoprire una tradizione, certo, da dove arriva il modo di dire, e quindi ce lo racconteranno con uno spettacolo del loro, dove ci sarà tutto l'artigianato e la costruzione delle maschere. Porteranno sul loro atelier, quindi faranno delle dimostrazioni, quindi abbiamo questa eccellenza, senza contare la Compagnia dei Folli, Materia Viva e tanti altri artisti internazionali che verranno insomma ad allietare le giornate del festival. Ricordiamo inoltre che quest'anno ci saranno una quindicina di banchetti rinascimentali lungo tutta la via, per cui chi viene dalle 5 del pomeriggio fino a mezzanotte circa il sabato e dalle 3:30 fino alle 21 della domenica potrà stare tranquillamente in via 20 settembre, ristorarsi, guardarsi gli spettacoli con le famiglie, con gli amici, e può passare e vivere questa città pienamente senza problemi. Ecco. Gigi, grandi iniziative, grande spettacolo senz'altro quest'anno, e sono tornato un attimo indietro perché questo è merito anche dell'Anna Maria Gasparini, che ringraziamo, che ha accettato di rimanere e che quest'anno affronta un impegno ben importante. Direi anche grazie alla grande squadra che ha intorno, perché altrimenti non riuscirebbe neanche lei a far questo. Però la sua figura negli ultimi anni è stata indispensabile per portare avanti un evento come la Dama Castellana, che non è uno spettacolo di 2 ore a teatro, ma è uno spettacolo di 6 mesi di preparazione per poi arrivare, in questo caso, in 4-5 giornate di spettacolo in piazza o cena rinascimentale. Adesso però, prima di tornare a te e riparti dalla cena rinascimentale e vai avanti con quello che è il progetto, vorrei andare da Valentina, che mi parli un po' della tua associazione, mi parli di quali sono le iniziative che tu porterai in piazza. Sì, allora buongiorno a tutti. Allora, io sono vicepresidente dell'associazione culturale Enoculture. Siamo nati a Conegliano 3 mesi fa, a febbraio, con l'intento di promuovere il territorio, come ho detto prima, attraverso tutta una serie di iniziative in ambito culturale, turistico, enogastronomico, per far conoscere il territorio di Conegliano anche all'esterno, quindi per attirare turisti che possono essere interessati a queste tematiche. Nell'ambito della Dama Castellana siamo stati coinvolti per creare tutta una serie di iniziative, di eventi collaterali.
Come anticipato da Enrico prima, abbiamo deciso di coinvolgere i bar di via 20 settembre durante le giornate del festival, dando ad ognuno di essi un banchetto che verrà debitamente allestito, in modo tale che possano offrire lungo la via dei cibi, delle bevande rinascimentali, anche assegnando ad ogni bar un quartiere specifico della città, in modo tale che tutti e 12 siano rappresentati durante le giornate. Le altre due iniziative che invece proponiamo sono un photo challenge sulla piattaforma social Instagram, con l'obiettivo di condividere in maniera live, quindi istantaneamente, tutti i momenti del festival, così che anche chi non è presente fisicamente possa, parteciparvi in maniera virtuale. Invece il terzo evento è un Insta Meet in collaborazione con Igers Treviso, quindi un incontro e una visita guidata nel centro storico di Conegliano, dedicato sempre agli appassionati di Instagram, che potranno, attraverso l'utilizzo di un hashtag specifico, promuovere e condividere le foto fatte durante questo percorso sui loro profili. Il tutto si concluderà al bar del Castello di Conegliano, che offrirà un piccolo buffet. Inoltre ci tengo a precisare che le prime 15 persone che si iscriveranno a questo evento avranno la possibilità di assistere alla partita di dama vivente direttamente dalla tribuna d'onore, quindi vi aspettiamo numerosi. E posso passare la parola direttamente a Fabio o fai tu? Io ti vorrei in mia sostituzione perché sei bravissima, perciò arrangiati, fai tu. Ok, allora lascio ora la parola a Fabio Malinverni dell'Associazione Giri di Vite, che proporrà anche lui un'iniziativa collaterale alla dama, di cui non vi svelo niente. Allora, svelo io. Quello che noi proponiamo è abbastanza semplice, perché sono dei giri in cantina. Noi cerchiamo di far vedere un po' tutto il territorio anche che ci circonda. Quindi utilizziamo il vino anche come radice storica, culturale e soprattutto sociale. Quindi unire anche le persone. Portandoli direttamente in cantina, secondo noi si riesce a fare anche un'esperienza multisensoriale, perché c'è la vista che viene delle colline, quindi si assapora di più anche il vino. Vedendo anche con le spiegazioni della lavorazione del vino, ci si avvicina a quello che è anche il lavoro dell'uomo, apprezzando. Grazie anche alla grande disponibilità di chi collabora, di chi mette a disposizione la propria struttura. Insomma. Le proprie strutture, sì, che infatti ringraziamo. Le cantine che noi proponiamo sono la cantina Cecchetto sabato mattina e poi nel pomeriggio Bepin de Eto, mentre la domenica 12 ci sarà Carpenè Malvolti di mattina e pomeriggio Bonotto delle Tezze. Poi sabato 18 c'è la scuola enologica e pomeriggio la tenuta Due Castelli, per chiudere la domenica con una visita solo la mattina alla tenuta Baldi. Noi infatti anche come orari, visto che poi il grosso della Dama Castellana parte dalle 5, facciamo delle partenze la mattina alle 10, si parte da in cima alla scalinata degli Alpini, piazza 18 luglio, e la visita dura 2 ore e mezza più o meno, quindi portiamo direttamente là in cantina, si fa la visita, la spiegazione e la parte di appunto proprio degustazione. Scusami, sì? Dilli che prevedi anche tu di spostarli tu con le macchine. Sì, chiaramente noi ci occupiamo del trasporto, li accompagniamo, li seguiamo e cerchiamo anche di farli divertire. Certo, quindi certo. Cioè, noi siamo un po' come un ponte, certo, verso le colline, proprio fare interagire fra persone, cercare di conoscerci, e è una cosa conviviale. Anche nel pomeriggio le partenze le facciamo dalle 2:30
in modo che per le 5 si rientra sempre in centro Conegliano, cosa che appunto noi riportiamo sempre il gruppo. Bravo Fabio, Allora, Fabio, lo sai che io sto un po' di già emozione. No, ma è bravo. No, Fabio, è bravo, sono bravissimo. tutti bravi. No, ma io sto già pensando di coinvolgerlo, sai, è venuto ad abitare a Campolongo da poco, sai che noi a Campolongo facciamo sempre, abbiamo delle feste, iniziative, sì, delle sì. feste. Fabio, tu mi stuzzichi. Fabio ci mette l'anima, sì, anche lui. Ci mette l'anima, è uno di quelli che ci mette l'anima. Ce la mettiamo tutta, sì. Ecco. Allora, hai ancora qualcosa da dirci o ricordiamo, andiamo un attimo in collina ancora dal nostro amico Alberto di Ca del Poggio, Sì. dove il Prosecco, visto che parliamo di Prosecco, dove il Prosecco incontra il mare. Pensa che bello. È uno slogan che a me è piaciuto Eccezionale. moltissimo. Ca del Poggio dove il Prosecco incontra il mare. È fantastico. Sì. Poi Alberto è un imprenditore di quelli che uno dei pochi imprenditori, direi, che ha saputo nel momento della grande crisi sviluppare quello che è la necessità poi ricettiva del territorio per il turismo, perché altrimenti avevamo sì delle possibilità di ospitare chi veniva a vedere, a visitare le nostre eccellenze, arte, cultura, ne abbiamo tantissima e lo dimostriamo anche con la Dama Castellana. E Alberto ha saputo coniugare questo nel poter accettare il turismo anche in quel di San Pietro di Feletto e in quel di Conegliano. Bene, Gigi, io ripasserei un attimo la parola a te perché non è che abbiamo molto tempo ancora. Sì. No, vorrei evidenziare con questo una cosa molto importante, che negli ultimi anni, oltre al cambiamento che abbiamo fatto negli spettacoli, come diceva prima Enrico, abbiamo fatto un lavoro molto bello, che secondo me è molto bello, di collaborazione con le varie associazioni di Conegliano, con le scuole, eccetera. Quindi in questo periodo la Dama anche non è diventata un'associazione fine a se stessa, ma diventa anche occasione di provare, diciamo, di dare la possibilità ai giovani qui presenti e a quelli che sono a casa di provare quello che potrebbe essere il loro lavoro, no? Parlavo prima, non so, dell'ENAIP, no? L'ENAIP, venendo da noi, le ragazze che studiano pettinature, eccetera, all'ENAIP hanno la possibilità concretamente di provare quello che hanno imparato e di fare anche una ricerca sulle pettinature, come l'hanno fatto in questo periodo, sulle pettinature del 1500. I ragazzi che fanno cuoco, io come sono pettinato da 1500, bene, sì. da 1500. Ma ti vedremo forse, vero, alla Dama? Sì, ti vedremo. Forse, non so se Sì, sono cambiati i programmi. No, sarà Enrico che disperatamente dirà ancora Bruno Zanette. Appunto, e quindi anche i ragazzi, per esempio, che fanno il corso cuochi o di sala, no, saranno presenti. Grazie a loro realizzeremo la cena rinascimentale con i loro professori, i loro maestri di cucina. Ecco, quindi per esempio siamo nella sartoria, ultimamente si è veramente ringiovanita, ci sono circa ormai 30 ragazze giovani che sono entrate, che si stanno sperimentando, che lavorano veramente, hanno costruito, li vedremo alla sera della cena rinascimentale, ma questo l'ho la capito, coppia nuova con i vestiti nuovi di piazza costruiti dalla nostra, con i gioielli fatti dalle ragazze sempre. Gigi, questo l'ho capito perché l'ultima volta che sono entrato in sartoria ho detto ciao ragazze, sono rimasto così. Dove sono andate tutte quelle di prima? Sì, e allora chi sei tu? Cosa vuoi? C'era poco da dire, io sono Bruno Zanette, un vecchio amico della Dama Castellana. Io ringrazio, ne approfitto anche per ringraziare, no, scusate la parola brutta, vecchie, ma quelle che hanno lavorato negli anni in sartoria perché hanno permesso di continuare, di permettere anche a questi. No? Ecco. Le maestre sarte. Le maestre sarte, ecco. L'età non conta. Fatto questo, ma è molto importante perché stiamo consolidando questo aspetto qua. La Dama non è più solo Dama come associazione, ma un insieme di associazioni di collaborazione. Che collaborano. La Dama è un cantiere di lavoro dove tutto sperimenta, da chi sa fare l'elettricista, il falegname, il truccatore, il cuoco, a chi fa spettacolo, eccetera. Perché una cosa molto bella che vorrei far capire, che è bello, è stato per iniziativa di Enrico, ha creato anche un gruppo di spettacolo della Dama.
un zoccolo, no? In questi anni, un piccolo zoccolo che ogni anno li vedremo in piazza anche quest'anno, parte dello spettacolo, no Enrico? Certo. Ecco, quindi grazie a lui, ecco, per capire. Allora io direi, sì. Vorrei parlare della cena, che è molto importante. Ecco, bravo, perché non abbiamo molto tempo, allora facciamo... Chi vuole medesimarsi proprio nell'ambiente del 1500, la cena è una cosa molto bella, in quel chiostro che è il San Francesco, che è un patrimonio della città di Conegliano, ecco, no? Ci immergeremo nelle musiche, negli spettacoli del 1500, quindi ci saranno dame, cavalieri, sputafuoco, eccetera. Spettacoli, no? Seduti e mangiando anche i cibi di una volta. Serviti a tavola. Dalle ancelle. Chi vuole, c'è ancora posto, diciamo così, perché avevamo voluto far seduta quest'anno per permettere di gustarsi anche lo spettacolo. Ecco, chi vuole attraverso il telefono alla sede della Dama ci si può prenotare. Ecco, io posso dire veramente che chi manca a questa possibilità manca a qualcosa di importantissimo, di bello, di straordinario, perché io le vivo le cene rinascimentali fin dall'inizio, da quando dovevano ancora ristrutturare il San Francesco. Adesso è uno spettacolo. Adesso è veramente, si vive una serata magnifica. Allora, io non mi dilungo perché se hai qualcos'altro da dire No, te... volevo aggiungere che un'altra cosa che è collegata anche al cibo è l'iniziativa di Fabio, che la ritengo molto importante perché vuol dire legame col territorio. Quindi, siccome avremo anche ospiti stranieri che già hanno telefonato, ecco, vorremmo mettere a disposizione, con l'aiuto delle aziende del territorio, farle conoscere, ma valorizzare ancora il territorio, che è una delle missioni che ha la Dama. Certo. Enrico. Cosa devo dire? Chiudo. Abbiamo 4 minuti, uno per 4 uno. minuti, allora... No, 4 minuti per te, uno per uno. Peccato. Allora, no, ormai è già stato detto tutto. Quello invito tutti quanti a venire in queste 5 giornate, a essere numerosi, perché si vivranno delle giornate magiche. E questa è la cosa importante. Dimmi Gigi. Si entra gratis dappertutto. Si entra gratis, fuori che la cena rinascimentale, però abbiamo 35 euro, con 35 euro è un prezzo molto molto basso per si ha una cena con lo spettacolo e tutto quanto, quindi è uno spettacolo, per una sera si rinuncia, cena da 150 euro a testa, perciò immaginate, quindi in un posto magnifico, in un posto magnifico, però tutto il resto si può rivivere la città con le sue bellezze architettoniche, con i suoi dipinti, con i suoi affreschi, entrare nei palazzi, ci sono dentro anche dei palazzi, alcuni eventi, rivivere la città a pieno anche per i coneglianesi che possono scoprire posti, vie, vicoli, dipinti nuovi di una città che magari non la conoscono fino in fondo, cioè capire che un segno è stato lasciato nel passato per il futuro. E quindi vi invitiamo tutti, venite numerosi. Bene. Valentina. Niente, cosa aggiungere? Io mi unisco all'invito di Enrico di partecipare numerosi a questo festival e niente, vi auguro anche un La mia buon weekend. co-conduttrice passa il microfono a Fabio. Bene, anch'io vi aspetto, quindi la mattina alle 10 vi lascio, se volete, anche un numero di telefono, se volete chiamarmi anche prima per ulteriori informazioni o iscrizioni, che è il 392 22 09 139, oppure chiamate in Dama e chiedete informazioni. Chiamate in Dama, oppure l'indirizzo email giridivite@gmail.com. Benissimo, allora io dico, Gigi, volevi aggiungere qualcosa? L'ho lasciato per ultimo, però vorrei ringraziare l'amministrazione comunale rappresentata da Floriano Zamboni, il sindaco, per il supporto veramente, ma da tutti quanti, dagli assessori, dai consiglieri comunali, a tutto proprio l'amministrazione, per il supporto che ci hanno dato veramente, e ci hanno dato in passato e ci hanno dato quest'anno. Grazie. 1000 e non più 1000, cioè 1000 Grazie anni sono veramente importanti. a tutti dell'aiuto datoci. Allora io vi invito a partecipare a queste 5 giornate eccezionali in Conegliano. Noi, Veneto Globe Radio Conegliano, ci saremo.
ci vediamo. Giusto? Sì. Ci saremo anche alla cena rinascimentale, andremo a raccogliere i momenti più importanti e più incisivi. E anche gli ospiti, tutti gli ospiti, tutti quelli che ci saranno potranno dire le loro impressioni sulla serata. Io non ho altro da dirvi che salutarvi, darvi appuntamento a sabato prossimo, ricordando che in quel di Ca del Poggio, dove il Prosecco incontra il mare, potremo anche ritrovarci quando volete. Ciao a tutti e a sabato prossimo. Avete ascoltato 30 minuti con Bruno Zanette. Appuntamento a sabato prossimo.